Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci con il consueto appuntamento mensile di Clip, oggi in diretta dall'Università di Palermo con molte incursioni da vari atenei italiani. Introduce il professor Boscati, al quale cedo la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate. E questo secondo incontro dall'Università di Palermo ha un tema molto sfidante e molto attuale, cioè il tema della partecipazione ed organizzazione nel lavoro pubblico declinato col focus specifico su flessibilità organizzativa. Un tema, come ho detto un secondo fa, molto, come dire, molto interessante, molto caldo, un tema che ha una propria specificità rispetto al settore privato. Come tutti sappiamo, di qualche mese fa l'approvazione della legge 76 del 2025, legge sulla partecipazione, legge non riferibile al lavoro pubblico, al settore pubblico. Anche se non c'è un'espressa esclusione di un'applicabilità al settore pubblico, tuttavia dal mio punto di vista, indici di carattere testuale e di carattere soprattutto sistematico conducono a questa conclusione. E credo che si possa già ricavare l'articolo 1 della legge 76, dove definisce finalità e oggetto della legge, si fa riferimento a forme di partecipazione in larga parte incompatibili con il settore pubblico, dove si parla per esempio tra le altre alla partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa, insomma tutti aspetti che li vedo difficilmente collimabili col pubblico e anche il dato testuale, perché il testuale si fa riferimento alle imprese e alla sostenibilità delle imprese. Sotto questo profilo ovviamente siamo al di fuori del lavoro pubblico contrattualizzato in senso stretto. Dopodiché ricordo a me stesso, prima che ai partecipanti, che anche la cosiddetta contrattualizzazione è nata, o meglio, tra le finalità, aveva anche quella di superare quelli che erano modelli cogestivi precedenti, partecipazione dei sindacati, dei CDA, degli enti pubblici non economici, per esempio, tra gli altri, ma non solo. E quindi, voglio dire, un sistema, una legge, la 76, che non si applica dal mio punto di vista. Poi ovviamente sentiremo cosa ci dicono i nostri autorevoli interventori, che sono coordinati dal professore Alessandro Riccobono dell'Università di Palermo, che ringrazio, e sono la professoressa Maria Dolores Ferrara dell'Università di Trieste, e il professore Francesco Di Noia dell'Università di Foggia, che dopo l'introduzione del professore Riccobono tratteranno rispettivamente della partecipazione tra legge, contrattazione collettiva e giurisprudenza, e il professore Di Noia la questione molto, come dire, molto interessante dei soggetti sindacali, su cui anche io mi permetterò di dire in premessa alcune parole. Una partecipazione che nel pubblico ha la sua autonomia, la sua autosufficienza, nell'ambito di un contenitore più ampio, che come tutti sappiamo è il contenitore relazioni sindacali. Relazioni sindacali è il contenitore contenuti, contrattazione e partecipazione. Eh, mh, Sono temi divisi, certamente, sono temi uniti. Dal mio punto di vista sono temi uniti, e sotto questo profilo, voglio dire, mi sono anche così, ho scritto una nota qualche tempo fa sul Tribunale di Roma, che invece, voglio dire, dice che sono totalmente divisi, non sono divisi, ma dal punto di vista sono uniti, e cerco di spiegare anche perché. Ed è una unità più che una divisione che riguarda le materie e riguarda anche i soggetti. Riguarda le materie e i soggetti perché? Perché la flessibilità è senza dubbio organizzazione del lavoro. Mm, Forse in parte anche della struttura, ma del lavoro sicuramente, ma è anche rapporto di lavoro. Tant'è che noi abbiamo due ambiti di competenza ben divisi, e con una contrattazione collettiva nazionale che ha tenuto, dal mio punto di vista, uniti i due ambiti, ampliando peraltro quelle che sono forme e contenuti degli istituti di partecipazione sindacale. Perché tutti i contratti del 2024, sottoscritti in via definitiva e ipotesi di accordo, confermano le tre forme in forma di partecipazione: informazione, confronto, organismo paritetico.
Ma nel momento in cui li tengono fermi questi tre, vuol dire, forme, ne cambiano i perimetri, in parte i perimetri. Pensiamo al contratto sanità, sottoscritto il 27 ottobre in definitiva. Per esempio, sul piano della informazione, reintroduce un'informazione successiva a certi fini, oltre a confermare quello che c'era già in precedenza dell'informazione preventiva dei 5 giorni prima sugli aspetti organizzativi. Si aggiunge adesso la possibilità di una convocazione, quindi di un qualche cosa che sta a metà tra l'informazione e il confronto. E quindi sicuramente un'informazione che si amplia sugli aspetti organizzativi, tra cui ovviamente quelli attinenti agli aspetti di flessibilità. Ma il confronto, se noi guardiamo il confronto, così vediamo che cosa? Confronto sull'articolazione dell'orario, delle tipologie d'orario, sui turni, sui criteri per concedere e applicare il lavoro agile. E qui voglio dire evidentemente un confronto che va su aspetti chiaramente organizzativi. Un organismo paritetico dell'innovazione, qua è chiaro, in continuità, un organismo forse poco utilizzato e poco sfruttato, che ha una valenza strutturale innovativa, di cui la differenza dal punto di vista tra OPI e CUG. Si fa espresso riferimento ai progetti di organizzazione e innovazione, quindi un aspetto sicuramente rilevante sotto questo profilo. Ma se noi lasciamo da parte un attimo la partecipazione, le tre forme, e andiamo sulla contrattazione cosa vediamo? Vediamo tra gli altri che si contratta l'elevazione dei numeri dei turni, è un aspetto che impatta sul dato organizzativo, sulle reperibilità, impatta, sul contingenti di part-time, sul multiperiodale, elevazione delle 13 settimane. Nell'università addirittura riposi d'accordo il riferimento ai criteri per ampliare e ridurre le fasce di flessibilità. Quindi voglio dire, c'è un sistema in cui ovviamente partecipazione non è contrattazione, ma in realtà tra i due ambiti c'è un ampio ruolo di carattere compensativo, un contratto collettivo che, lo ricordo a me stesso, non può ovviamente intervenire direttamente sugli aspetti organizzativi, ma nel momento in cui riconosce o è abilitato a dettare certe regole sul rapporto, indirettamente incide sugli aspetti organizzativi. E sotto questo profilo ricordo sempre a me stesso che laddove l'accordo non si riesca a raggiungere, c'è sempre la possibilità di azione unilaterale laddove l'amministratore ritenga comunque certe soluzioni utili. Si pensi per esempio in sanità al numero di turni, in qualche misura oltremodo ridotto. Ma si pensi anche a quello che dice la Presidente Naddeo la volta scorsa, l'age management. Cioè noi vecchietti abbiamo in prospettiva qualcuno, come dire, dovremmo avere qualche agevolazione in più rispetto agli altri sui turni e altre robe. Il problema qual è? Il problema è che però se siamo tutti vecchietti, voglio dire, la coperta si fa corta. E poi il giovane dice, caro vecchietto, arrangiati perché sei vecchietto, ok? Non arreta di un passo. E anche qui cosa si dice? Si dice la partita dovrà essere svolta sul piano delle relazioni sindacali. Fondamentalmente confronto e per quanto possibile contrattazione. E quindi una sfida che il nazionale demanda all'integrativo. Demanda all'integrativo con un contratto collettivo nazionale, mi piace ancora una volta ricordare quello del Presidente della volta scorsa, che detta regole, ma è anche strumento. È strumento di opportunità, è strumento gestionale. Se queste sono le forme, sono i contenuti, incidono anche sui soggetti. Sui soggetti perché? Perché la mancata sottoscrizione da parte di alcuni soggetti sindacali ha aperto degli scenari particolari con due notazioni. Una di politica del diritto, nel senso che io credo che un grande sindacato sul piano delle politiche sindacali dovrebbe comunque firmare un contratto collettivo nazionale per dire io ci sono. Cioè, alla fine bisogna trovare il modo per sottoscrivere il contratto. Nel momento in cui fai di tutto per metterti nella condizione di non firmare neanche in un secondo momento, beh, dal mio punto di vista, probabilmente questa opzione non è del tutto condivisibile e forse bisognerebbe chiedere consigli, aiuto, cosa ne pensano coloro che una volta erano sul tavolo sindacale a fare lo stesso mestiere di quello che fanno i più giovani, ok?
perché insomma c'è una certa diversa visione probabilmente della politica sindacale, anche perché sottoscrivi e riparti. Perché se anche è vero che non hai firmato questi e probabilmente firmerai il 25-27, c'è qualche cosa, voglio dire, che insomma qualche riflessione apre. E poi, altro aspetto, c'è chi non ha firmato e ha firmato in un secondo momento, però firma in un secondo momento quando 10 giorni prima non firma però il contratto. Mi riferisco alla firma successiva del contratto funzioni centrali e alla non firma del contratto sanità. E sotto questo profilo, quindi, abbiamo queste condotte in qualche misura eh, verificabili. Ma io credo un aspetto, su questo vorrei essere abbastanza chiaro. Non credo che la condotta delle parti possa inficiare la validità delle regole. Cioè le regole che noi abbiamo nel settore pubblico sono regole che hanno dimostrato di essere ottime regole. Cioè non dobbiamo confondere gli attori con le regole. Le regole, dal mio punto di vista, sono regole, come dire, che difficilmente, stando così il sistema, possa essere in qualche misura modificato. E sotto il profilo applicativo, e tra 2 minuti ho finito, se noi mettiamo insieme soggetti e materie, faccio difficoltà a capire e a condividere il fatto che partecipano di due mondi separati. E faccio fatica un po' con il progetto del lavoro e faccio fatica perché nella mia vita passata, quasi passata, passato prossimo, sono stato anche parte pubblica per 6 anni e dividere, voglio dire, è abbastanza complesso. E soprattutto non ravviso un problema di lesione della rappresentatività. Sicuramente non c'è dove c'è un unico livello e al secondo livello. La Cassazione è stata chiarissima su questo profilo. Nell'RSU tu puoi, vuol dire, esprimere tutte le tue potenzialità. Ma faccio fatica anche a capire questo problema sul primo livello. Tutti sappiamo che la discussione che ci doveva essere all'inizio di novembre è stata rinviata a aprile, maggio, se non mi ricordo, insomma, è tenuto l'area nel giudizio, rinviato. Ecco, io confido che si possa trovare una soluzione che non dipende dalle regole, dipende dal clima, dipende dal volere in qualche misura, come dire, cambiare qualche cosa. E sotto questo profilo penso che probabilmente se in legge di bilancio si trova all'ultimo qualche risorsa in più per il 9, 25, 27, probabilmente qualcuno possa cambiare idea, avvocandosi anche il merito di questo cambiamento. Non lo so, ragioniamo e facciamo il gioco dell'aspirante stregone. Una soluzione che credo non si possa trovare nella sentenza della Corte, la 156 del 25, quella che, voglio dire, tutti stiamo, voglio dire, in maniera compulsiva analizzando, studiando, eccetera, eccetera. Eh, a parte il fatto che credo che quella sentenza avrà ricadute pratiche molto molto limitate, ma questo è un tema che, vuol dire, ci interessa relativamente. Ma soprattutto non credo che affronti il problema vero. Cioè il problema vero è quello della rappresentatività a livello di ente. Di azienda lo chiamiamo nel privato, di ente nel pubblico. E non può essere da ausilio, non solo e non tanto perché la 156 dice attenzione, il pubblico ha regole proprie e quindi il pubblico, vuol dire, è al di fuori di questo perimetro, ma perché c'è un aspetto fondamentale, che il settore del privato cosa può essere se non il comparto del pubblico? E quindi, voglio dire, torniamo con il gioco dell'oca al punto di partenza. E quindi, voglio dire, questo tema della partecipazione tra i tanti temi, tutti bellissimi e sfidanti, e mi appassiona particolarmente, forse come si è intuito, e quindi, voglio dire, ringrazio nuovamente nell'ordine di apparizione il professore Ricobono, la professoressa Ferrara e il professore Di Noia per gli spunti che sono sicuro che ci daranno in questo pomeriggio, che sarà sicuramente fecondo. Mi scuso se ho un po', come dire, esondato, tracimato, scegliete voi il tema che vi piace di più, e lascio la parola al professore Riccobono per sedere sulla sedia di Fellini e fare la regia del pomeriggio. Grazie Alessandro, a te la parola. Bene, grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia. E io, come consueto, vorrei innanzitutto ringraziare il professore Boscati e la professoressa Zilli per avermi coinvolto anche quest'anno
nel coordinamento di uno dei seminari CLIP, il cui successo, evidentemente crescente di anno in anno, dipende proprio dal loro costante impegno scientifico, organizzativo, la passione con cui il professore Boscati in 5 minuti ci ha dato veramente, insomma, tantissimi spunti di riflessione, non può che essere una conferma. Allora io evidentemente qui mi limiterò invece a qualche considerazione molto più limitata di ordine generale, un po' per introdurre il tema che si inserisce nel più ampio contesto tematico della flessibilità organizzativa nella pubblica amministrazione. Un titolo che, diciamo, quando l'ho letto, mi ha dato l'impressione di sembrare un po' un ossimoro, no? Perché per molto tempo l'organizzazione pubblica è sempre stata considerata sinonimo di strutture rigide, procedure standardizzate, scarsissimi margini di adattamento operativo da parte di dipendenti pubblici, non a caso sempre considerati in qualche modo inamovibili. Quindi direi che, diciamo, per riprendere uno degli aggettivi che ha utilizzato il professore Boscati, il titolo di questo ciclo di seminari è già per sé molto sfidante, ma è anche un invito a riflettere su quello che è, diciamo, un titolo aperto, nel senso la flessibilità organizzativa può essere considerata un traguardo raggiunto, un obiettivo da consolidare o più realisticamente un percorso in fieri che è fatto di avanzamenti microdiscontinui. Ecco, diciamo, sicuramente quello che è certo è che grazie alla spinta emergenziale della pandemia prima e del PNRR poi, negli ultimi anni abbiamo assistito a un tentativo concreto di ristrutturazione dei modelli organizzativi pubblici. L'amministrazione ha cercato di superare gli assetti vischiosi, insomma, segnati da una forte burocratizzazione, per avvicinarsi a modelli più dinamici e funzionali a due obiettivi che sono tra loro interconnessi e che in fondo accompagnano diciamo, il lavoro pubblico fin dalla privatizzazione, cioè migliorare la qualità del lavoro pubblico come precondizione per migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività. Allora, giusto un paio di battute perché anche io ho molto apprezzato il primo dei seminari del mese scorso, insomma anche la relazione, la bella relazione del professore Viscomi in cui ricordava un po' il salto di qualità che si è fatto ad esempio con la riforma Madia quando si è passati dalla dotazione organica classicamente rigida al nuovo meccanismo budgetario come limite alle assunzioni. Adesso basato sulla pianificazione dei fabbisogni, poi integrato all'interno del FIAO. Ecco, diciamo, questo naturalmente non significa, bene sempre ricordarlo, che la dotazione organica sia scomparsa, non è venuto meno del tutto il suo effetto condizionante su alcune scelte organizzative della pubblica amministrazione, penso per esempio a mobilità, trasferimenti, ma anche incarichi dirigenziali, però sicuramente in effetti è un dato di fatto che la sua funzione costrittiva è molto meno marcata del passato. Ma allo stesso tempo la flessibilità è divenuta un valore che orienta l'organizzazione anche sul piano delle risorse umane. Anche qui mi limito a fare un piccolo esempio che riguarda l'ambito paradigmatico, quello dell'equivalenza professionale delle mansioni, un tema che mi è molto caro, insomma, non voglio ripetere cose già dette o già note, però mi pare molto significativo che una recente sentenza che ho, diciamo così, trovato ieri spulciando un po' per preparare questo intervento di fine 2024, con la quale la Corte di Cassazione ha compiuto un passo in più per legittimare la scelta legislativa di devolvere i rapporti di equivalenza sulle mansioni alla contrattazione collettiva in una logica di massima flessibilità nell'impiego dei dipendenti pubblici. Questa sentenza sostanzialmente dice ribadisce la regola che ormai è di diritto vivente sulla contrattazione collettiva come arbitro dell'equivalenza, però soprattutto diciamo, mi è piaciuta, mi è sembrata interessante perché ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che le parti ricorrenti in quel giudizio avevano chiesto che venisse sollevata a proposito dell'interpretazione dell'articolo 52 del testo unico del 2001 e a questo proposito la Corte ha affermato, ha detto proprio a chiare lettere, che il criterio dell'equivalenza convenzionale o formale che dire si voglia è un criterio perfettamente rispondente al principio del buon andamento amministrativo perché è basato proprio sulla volontà di rendere più elastico, quindi più flessibile ovviamente il perimetro del debito contrattuale dei lavoratori, in presenza di una valutazione omogenea delle competenze, conoscenze e abilità richieste per l'inquadramento in ciascuna area da parte della contrattazione collettiva. Quindi
così due battute, diciamo, giusto di contesto. Questo naturalmente ci porta al nostro seminario di oggi, cioè la partecipazione nell'organizzazione del lavoro pubblico, che chiama in causa il ruolo delle rappresentanze collettive. Ora, naturalmente oggi parlare di organizzazione partecipati non significa riportare diciamo, alla mente i modelli di cogestione o le pratiche consociative che, diciamo, tutti sanno hanno prodotto gravi effetti distorsivi in passato, deresponsabilizzando, scusatemi, la dirigenza e pregiudicandone l'autonomia non solo rispetto al ceto politico, ma ovviamente anche rispetto agli attori sindacali. L'idea contemporanea di partecipazione che, diciamo, si intende promuovere oggi è quella un po' alla Massimo D'Antona, cioè quella di un sistema maturo di relazioni sindacali nel quale i ruoli rimangono distinti tra le parti, ma il metodo è cooperativo. Quindi le organizzazioni sindacali e le amministrazioni concorrono ciascuna all'interno di un perimetro di ruolo definito per migliorare la qualità delle decisioni amministrative e il funzionamento complessivo dell'apparato pubblico. Ecco, prima che intervenisse un po' il clima caldo di questi ultimi mesi, segnati dai rinnovi separati di cui ci parlava poco fa il professore Boscati, mi pare che questo spirito si poteva cogliere nel patto per il lavoro pubblico e la coesione sociale del 2021, dove si era appunto, diciamo, formulato un auspicio di valorizzazione dello strumento di partecipazione come leva essenziale per accompagnare processi complessi come la digitalizzazione, la revisione degli assetti professionali, il lavoro agile, la reingegnerizzazione dei processi e ovviamente più in generale la modernizzazione amministrativa. Naturalmente quelle dichiarazioni programmatiche poi vanno calate in un contesto normativo che è quello ovviamente delineato dal testo unico del 2001 che ci dà limiti e confini entro cui la partecipazione collettiva diciamo, può assumere nelle sue diverse forme. Sappiamo naturalmente, ce lo ricordava poco fa anche il professore Boscati, che in materia di organizzazione, sia essa macro, quindi regime pubblicistico, sia essa micro, quindi transitata nel regime privatistico, non c'è spazio per la forma più incisiva della partecipazione, cioè quella che si forma in accordi o in altre forme di negoziazione collettiva. Ce lo dicono l'articolo 6 del testo unico del pubblico impiego in materia di macroorganizzazione degli uffici e fase propedeutica del reclutamento, dove si ammette oggi solo l'informazione, prima c'era la consultazione, ma ce lo dice soprattutto l'articolo 5 che esclude la negoziabilità dei poteri dirigenziali, grande tema rispetto al quale oggi c'è una scelta di campo netta con l'attribuzione ovviamente delle determinazioni unilaterali del management pubblico per tutte le scelte che riguardano sia l'organizzazione degli uffici, sia a livello micro, sia l'organizzazione e la direzione del lavoro. Anche qui fatte salve l'informazione al sindacato oppure le altre forme di partecipazione come il confronto e gli organismi paritetici, sempre laddove questi organismi paritetici esistono. Quindi la contrattazione, soprattutto quella integrativa, non può invadere questi spazi e quando lo fa le relative clausole sono nulle. Diciamo, recupero un po' un'espressione della migliore dottrina in materia che ci ricorda come la partecipazione in sostanza si svolge nelle materie dove non c'è contrattazione. Guardo, diciamo, una delle relatrici che ci accompagna nella giornata di oggi. E questo ovviamente serve per consentire al sindacato di contribuire alle scelte organizzative senza invadere l'area delle valutazioni riservate alla dirigenza o agli organi di indirizzo politico, quindi senza vincolarli in questo senso. Naturalmente si tratta di un equilibrio delicato che richiede una certa consapevolezza istituzionale del proprio ruolo, chiaramente non sempre presente perché anche qui la tendenza a tracimare è abbastanza frequente e noi come giuristi e studiosi di diritto del lavoro lo sappiamo bene, spesso chi è coinvolto un po' come supporto negli uffici delle relazioni sindacali, spesso anche nei nostri atenei, si trova spesso a doversi districare tra clausole della contrattazione che sono abbastanza collocate in una linea di confine dove diciamo, non è chiaro se si tratti di materie poste al confine tra ambiti negoziali, istituti oggetti di partecipazione o spazi riservati alla dirigenza. Quindi il senso del nostro incontro di oggi pomeriggio a me sembra, ripeto, non voglio entrare nel merito, voglio lasciare campo poi alle relazioni, questo, cioè provare a capire come fare dialogare flessibilità e partecipazione, come fare dialogare
la normativa di stampo eteronomo con le fonti di carattere negoziale e quali sono le leve giuridiche, organizzative, ma anche e soprattutto culturali che possono aiutare le amministrazioni ad essere più agili, più capaci di valorizzare il capitale umano e più attrezzati ad affrontare le sfide della transizione digitale, soprattutto in un periodo come quello attuale che diciamo, è contrassegnato da equilibri molto incerti, non solo tra le organizzazioni sindacali fra di loro, ma soprattutto tra di esse e le forze politiche, come testimoniano le vicende dei contratti collettivi di comparto, rispetto ai quali si è arrivati delle firme sempre abbastanza claudicanti con un attore sindacale molto rappresentativo che si è sottratto alla firma. Allora, per fare tutto questo, oggi abbiamo richiesto la presenza di due studiosi molto autorevoli della materia, che sono la professoressa Maria Dolores Ferrara, che è ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Trieste e che ha scritto di recente una bellissima monografia sul sindacalismo nella pubblica amministrazione, e il professore Francesco Di Noia, che anche lui si è occupato nel tempo variamente di questi temi e soprattutto delle relazioni sindacali nel settore pubblico, con riferimento soprattutto agli attori e alla dialettica legge e contrattazione collettiva. Allora, io sono sicuro che i loro interventi arricchiranno questo pomeriggio di studio e che ci offriranno chiavi di lettura che sono molto utili non solo in chiave teorica, ma soprattutto anche per la prassi quotidiana delle relazioni sindacali. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, non rubo altro tempo e cedo subito la parola alla professoressa Ferrara per la sua relazione. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ringrazio ovviamente gli organizzatori di questo seminario, il professore Riccobono per l'invito e il professore Boscati e la professoressa Zilli, ideatori e organizzatori di questo bel ciclo di seminari CLIPS. In effetti mi è stato dato il compito di tracciare un quadro generale, anche in chiave evolutiva, dei dispositivi partecipativi nel lavoro pubblico, proprio allo scopo di capire questa evoluzione a cosa sta portando e che impatto ha rispetto alla finalità di una maggiore flessibilità nell'organizzazione oppure un'organizzazione certamente più flessibile. E questa scelta mi pare decisamente tempestiva, se è vero come è vero che il tema della partecipazione è tornato decisamente alla ribalta. Come è stato anticipato dal professore Riccoboni, prima ancora dal professore Boscati, siamo in un momento di tensione sicuramente altissima nel settore pubblico, ma anche di forti aspettative in generale che nascono dal confronto, scontro sulle potenzialità applicative della legge 76 del 2025 che, come è ben noto, dopo 74 anni dalla Costituzione, 77 anni dall'approvazione della Carta Costituzionale, ha l'obiettivo di attuare l'articolo 46 della nostra Costituzione. Però per la verità nel settore pubblico la vitalità del metodo partecipativo non è una novità, e anzi è da almeno un decennio e più che per certi profili il lavoro pubblico rappresenta un vero e proprio laboratorio di esperienze e quindi anche di soluzioni. Ebbene, una spiegazione possibile di ciò è certamente da rintracciarsi, a mio avviso, nella maggiore stabilità delle relazioni sindacali pubbliche, che certamente ha consentito diverse sperimentazioni importanti, ma anche nel fatto che nel settore pubblico si è giovato comunque di un intervento eteronomo della legge, spesso, molto spesso a favore dei dispositivi partecipativi, a partire ad esempio dall'istituzione obbligatoria per legge degli organismi paritetici come i comitati unici di garanzia, che come è noto sono stati introdotti nel Collegio 183 nel 2010, appunto inserendo nell'articolo 57 i comita 0105. A mio avviso, quindi, nelle pubbliche amministrazioni la partecipazione non è stata solo percepita e concepita solo in termini di dispositivi di interferenza o di controllo sulle scelte datoriali, bensì anche secondo una logica molto più istituzionale. E questo è desumibile sia dal verificarsi di una progressiva erosione delle prerogative datoriali, registrandosi nel tempo un allargamento dell'area dell'informativa a confronto nelle materie della organizzazione, particolarmente della microorganizzazione, e sia anche dal potenziamento degli organismi paritetici, in cui sono rappresentate appunto le istanze datoriali, quelle del personale e delle organizzazioni sindacali.
Dunque, questa attitudine che io definisco di una maggiore istituzionalizzazione degli strumenti partecipativi nelle pubbliche amministrazioni può avere anche altre però spiegazioni. E tra queste lo ha ricordato bene sia il professore Riccobono ma anche il professore Buscati, cioè le scaturigini dei sistemi partecipativi in quei meccanismi cogestivi nell'effetto, ma evidentemente non nella ratio originario. Penso appunto alle istituzioni degli organismi grazie ai quali per la prima volta nel DPR 57 il sindacato veniva inglobato per certi versi nelle strutture del potere politico amministrativo, seppure con poteri e funzioni consultivi, oppure alle forme di coinvolgimento come l'inserimento negli organismi appunto dei consigli superiori della pubblica amministrazione. Ebbene, certo queste esperienze sono lontane, lontanissime nel tempo e ancora più lontane se si guarda alle trasformazioni che ha subito il lavoro pubblico in Italia. Però va osservato che la vocazione partecipativa delle relazioni sindacali nel pubblico impiego si è palesata anche prima del riconoscimento delle stesse istanze rappresentative, riconoscimento che come ben noto abbiamo avuto soltanto nel 1968 con la legge 249 in cui oltre alla delega al governo per il riordino dell'amministrazione dello Stato veniva proprio appunto disciplinata l'attività sindacale. Quindi il richiamo a queste esperienze ovviamente non è utile per l'eredità che hanno lasciato, ma a me sembra certamente utile invece per il codice genetico che hanno impresso nelle relazioni sindacali di questo settore, caratterizzato, come ho detto, da un maggior tasso di istituzionalizzazione. La seconda premessa di carattere generale è che nonostante le spinte innovatrici anche di questi ultimi anni, permane a mio avviso una grande specificità della partecipazione sindacale nel lavoro pubblico, a causa della presenza di norme che regolano l'attività organizzativa al fine di proteggere tanto i sindacati contro le amministrazioni quanto le amministrazioni contro i sindacati. Cioè il ruolo dell'intervento eteronomo del legislatore è stata la cifra ed è la cifra distintiva del discorso sulla partecipazione, che segna, a mio avviso, la differenza tra lavoro privato e lavoro pubblico. Quello che voglio dire è che le forme e le intensità di partecipazione sindacale nelle pubbliche amministrazioni non dipendono soltanto dall'esplicarsi dell'autonomia collettiva oppure dal conflitto collettivo, come accade nel lavoro privato, ma sono definite da regole di diritto pubblico, poiché in questa porzione dell'ordinamento, cioè nel settore pubblico, si ha una commistione di interessi pubblici e collettivi che riguarda entrambe le parti contrattanti, cioè quella pubblica e quella privata. Da questa premessa quindi scaturisce un'altra considerazione, cioè che la riscrittura degli istituti partecipativi conseguenti alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico è stata condizionata sostanzialmente da due fattori principali. Da un lato la delimitazione degli spazi del coinvolgimento rispetto ai poteri di organizzazione e gestione del personale da parte della dirigenza, dall'altro, lo ricordava prima il professore Riccoboro, dalla necessità di evitare sovrapposizioni con l'attività di contrattazione. E già diciamo, questa dinamica era abbastanza visibile nel decreto 29 del 1993, dove accanto al rafforzamento dell'autonomia e delle competenze della dirigenza si aspirava infatti alla fondazione di un sistema di relazioni sindacali improntato proprio alla distinzione dei ruoli tra le parti in vista proprio dei fini pubblici dell'attività amministrativa. E questo scopo era stato di fatto realizzato attraverso l'abrogazione delle norme del DPR del 57 di cui ho detto poc'anzi, ma stabilendo soprattutto un apparato partecipativo i cui principi legislativi avrebbero dovuto trovare poi specificazione e migliore attuazione negli stessi contratti collettivi. Ed infatti nell'originaria formulazione dell'articolo 10 del decreto 2993 si prevedevano obblighi informativi a carico delle amministrazioni proprio rispetto a materie come l'ambiente di lavoro, le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ma sanciva allo stesso tempo un eventuale esame anche congiunto, attivabile a richiesta da parte dei sindacati entro 15 giorni appunto dall'informazione. A ciò poi si aggiungevano invece i casi di informativa semplice e circoscritta ad alcune specifiche materie di carattere spiccatamente organizzativo, penso appunto ai criteri generali di organizzazione degli uffici oppure alla consistenza della pianta organica. Ebbene,
Che funzione hanno avuto i contratti collettivi dopo questo primo importante assetto di regolamentazione partecipativa? Rispetto a questo schema, i contratti collettivi post privatizzazione invero avrebbero potuto e avrebbero dovuto evidentemente integrare il fondo il quadro tracciato dalla fonte legislativa. Tuttavia però essi hanno regolato regole molto minuziose, volte proprio invece ad affermare la netta separazione tra la dirigenza e la funzione della dirigenza da un lato e il ruolo del sindacato, di fatto finendo anche poi con il non cogliere le potenzialità di questo primo assetto partecipativo. E in questo forse credo che sia la prima grande differenza dal punto di vista storico-evolutivo rispetto invece alla postura, ecco, dei contratti collettivi post invece riforma Madia, che come dirò tra un attimo hanno colto appieno tutte le potenzialità aperte dalla fonte eteronoma. La definizione quindi degli ambiti della contrattazione e della partecipazione e i poteri unilaterali dell'amministrazione ha subito poi, come è ben noto, un momento di significativa vitalità in occasione della seconda privatizzazione, e la riscrittura infatti dell'articolo 10 è andata in questa direzione, ovvero sostanzialmente esteso il meccanismo della partecipazione anche agli atti di microorganizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro. Quindi l'informativa con esame congiunto eventuale non più solo materie regolanti la gestione del rapporto di lavoro, ma anche appunto agli atti di microorganizzazione. La riforma poi Brunetta del 2009 invece impresso un decisivo cambio di passo, come a tutti noto, a causa di una sostanziale indifferenza verso appunto lo strumento della partecipazione e prima ancora della contrattazione collettiva. Ed il restyling del 2009 non ha interessato l'autonoma competenza della contrattazione nel disciplinare le modalità e istituti della partecipazione, ovvero l'articolo 9, ma di nuovo appunto quel confine mobile tra potere di organizzazione e coinvolgimento dei lavoratori, ovvero l'articolo 5,2. Il coinvolgimento forte delle forme della consultazione e concertazione era rimasto di fatto solo per le materie relative alla regolamentazione del rapporto di lavoro, secondo poi le eventuali ritualità indicate dai contratti collettivi. Ora, in questo iter che ci arriva presto poi porta presto alla forma Brunetta, si interpone un altro momento importante, quello del 2012, in forza del quale con la legge 95 del 2012 avviene una piccola modifica, già preludio di quello che sarà poi il successivo intervento del legislatore. In questa occasione, infatti, con due modifiche di segno abbastanza opposto, si è stabilita da un lato l'esame congiunto per l'individuazione degli esuberi e le modalità della mobilità in occasione dei processi di riorganizzazione, incidendo di nuovo parzialmente sull'area della microorganizzazione, dall'altro si ritorna invece alla mera informazione in luogo della consultazione per quanto concerne la consistenza e la variazione della dotazione organica, se prevista dai contratti. Ora, questo segnale di apertura non ci deve stupire, perché eravamo in pieno periodo di blocco della contrattazione collettiva, in cui bisognava eventualmente gestire anche situazioni di esuberi e crisi, per cui una chiamata al coinvolgimento e anche alla responsabilità, riattivando il confronto su questa materia, era anche stato ed è stato anche uno strumento decisamente strategico. Questo aspetto che vi ho appena rappresentato muta nuovamente nel 2017, come è ben noto e come lo ha ricordato anche il professore Riccobono prima nella sua introduzione, che ha sostanzialmente la novella del 2017 mantiene la distinzione tra forme di partecipazione sindacale e contrattazione collettiva, però con una linea ispiratrice volta a riassegnare uno spazio regolativo più ampio proprio alla fonte negoziale in materia di partecipazione. Quindi, in luogo della precedente formulazione che regolava la sola informazione ai sindacati per la determinazione relative all'organizzazione degli uffici e l'esame congiunto invece riservato solo alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, viene oggi stabilito che il contratto nazionale può estendere l'informazione e le altre forme di partecipazione anche oltre tale ambito, e questa è la definizione letterale dell'articolo 5,2. Invero, io credo che il nuovo testo, l'ho sostenuto più volte, che il nuovo testo dell'articolo 5,2
tutelando in via esclusiva i poteri dirigenziali, come ha ben detto il professore Riccobono, però di fatto fa salve le ulteriori forme di partecipazione ove previste dai contratti collettivi, sicché a mio avviso i contratti collettivi, nel momento in cui regolano le forme di partecipazione, potrebbero finire col disciplinare anche le prerogative dirigenziali, che quindi per il tramite della partecipazione non sono affatto escluse dalla contrattazione. Quindi questo intervento eteronomo così importante sui poteri del contratto collettivo nazionale evidentemente ha un effetto chiaro ed evidente anche su quei meccanismi di flessibilità nell'organizzazione di cui appunto si stava parlando. E questa riscrittura, che sicuramente ha rappresentato un'indiscussa potenzialità dei dispositivi partecipativi di matrice collettiva, comportando appunto un allargamento dei perimetri fino a lambire le funzioni dirigenziali, bene, questa elaborazione, lungi dall'essere ovviamente un'interpretazione solo del dato normativo, come ben noto ha trovato un notevole conforto nella tornata 2016 e 18, ma anche poi nelle successive tornate, come tra un attimo proverò a dimostrare. Ed infatti i dispositivi partecipativi di matrice collettiva, a partire dalla tornata 16-18, sono ora articolati in diritti di informazione e di confronto e in questo inedito diritto di esame all'interno proprio dei nuovi organismi paritetici per l'innovazione, i cosiddetti OPI, in attuazione decisamente tardiva di quella norma del testo unico 165 all'articolo 44 che, come ricorderete, affida proprio alla contrattazione nazionale quel compito di definire nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro. Bene, come ho detto, a partire dalla tornata 16-18 si è avuta quindi una riscrittura sostanziale dei sistemi partecipativi. Il coinvolgimento sindacale è definito, questo quasi in tutti gli articoli che aprono appunto i contratti collettivi di quella tornata, viene definito come strumento per edificare forme costruttive di dialogo tra le parti su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni in materia di organizzazioni aventi riflesso sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Mi sembra che quindi già dalle premesse, dalle enunciazioni delle finalità ad opera dei contratti è chiarissimo ed è visibilissimo come appunto il contratto diventa un veicolo, uno strumento per declinare attraverso le diverse forme di partecipazione, informazione, confronto e organismi per l'innovazione questa funzione di strumento nelle mani dell'amministrazione in ottica di una maggiore flessibilità organizzativa. Ed i contratti, dicevo, della tornata poi successiva, 19-21, sembrano in effetti mirare al cuore dell'organizzazione, allargando moltissimo i diritti di informazione, di cui ad esempio l'articolo 6 del decreto 165 del 2001, che aveva già sancito la possibilità appunto di estendere i diritti agli atti relativi alla definizione dell'organizzazione in conformità al piano dei fabbisogni. A prima vista i dispositivi dei contratti collettivi nazionali sembrano ripetitivi di questo diritto di informazione identico a quanto indicato nell'articolo 6. In realtà se si leggono bene poi le norme, si capisce che l'informazione si estende non solo agli atti conseguenziali all'organizzazione degli uffici, come dice l'articolo 6, ma anche alla stesura dello stesso piano triennale di fabbisogno, a cui l'informativa delle norme collettive espressamente viene estesa. Quindi è vero che a mio avviso non mancano problemi di coordinamento poi nell'ambito del sistema di programmazione integrato, ovvero nell'ambito della redazione del piano, però a me sembra che il sistema di relazioni sindacali si dota in questo modo di un nuovo possibile strumento di coinvolgimento che si declina nell'ambito della stessa programmazione generale. Mi spiego, in una fase in cui le scelte non sono ancora compiutamente attuate, ma di cui si rendono però edotte le organizzazioni sindacali allo stato in cui esse hanno le sembianze di fatto di obiettivi generali. In questo caso quindi si produce un'ingerenza non più solo appunto sui poteri dirigenziali gestionali del personale, ma a livello addirittura di programmazione della stessa attività amministrativa, in quella sua dimensione più generale, quella che dovrebbe tenere in conto appunto l'interesse pubblico dei cittadini e delle cittadine e dell'utenza.
Ma un ulteriore importante impatto l'ampliamento sui diritti di informazione, a mio avviso, è anche rinvenibile nell'ultimissima tornata contrattuale, che sebbene molto tesa sul piano delle logiche della rappresentanza, sul piano della logica dei diritti partecipativi aggiungiamo un ulteriore tassellino, perché in particolare l'articolo 4,5, ad esempio, del CCNL, comparto funzioni centrali 2022-24, estende l'informazione oltre al piano triennale dei fabbisogni di personale, che come ho detto era già contemplata già nella precedente tornata, anche alle notizie relative al numero delle cessazioni del servizio intervenute nell'anno precedente, con indicazione anche degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento per ciascun dipendente cessato. Inoltre si aggiunge un'altra condizione procedurale importante, perché nella nuova versione l'informazione inerente ai piani triennali e alle modalità di attuazione, ivi incluse anche le progressioni tra aree, è seguita da un incontro di approfondimento, quindi con i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione integrativa. Si tratta, a mio avviso, di un'ulteriore ibrida forma a cui le parti collettive nel lavoro pubblico ci hanno da tempo già abituato, moltiplicando anche le modalità della partecipazione. Ma sicuramente di un'informativa rafforzata che sul piano teorico ovviamente potrebbe contribuire a ridimensionare o comunque ad arricchire il ventaglio di opzioni partecipative tra l'informativa e il confronto. Ma anche sul lato del mero confronto sindacale vero e proprio si sono riscontrate tantissime novità, perché, come è noto e come ha già detto il professore Boscati in apertura, è stata allargata notevolmente già nella tornata 19-21, ad esempio rispetto alle modalità attuative del lavoro agile o del lavoro da remoto, ma anche con riferimento alle norme rispetto alle priorità di accesso. E similmente anche l'estensione del confronto però si è avuta, e lo richiamo, anche per venire incontro ad alcune situazioni di stretta emergenza. Penso ad esempio alla estensione del confronto per la redazione delle linee guide per prevenire le aggressioni sul lavoro, che è stata appunto una conquista importante in alcuni comparti, come appunto quello sanità oppure il comparto istruzione. O ancora, ad esempio, l'ampliamento del meccanismo partecipativo è stato molto avvertito in alcuni comparti per venire incontro ai bisogni specifici di quel comparto. Accade infatti, ad esempio, nella sezione personale educativo scolastico del CCNL funzioni locali 19-21, che vi sia stato un rinvio molto marcato alla procedura di confronto in relazione ad alcuni profili organizzativi che riguardano l'orario di servizio, tradizionalmente oggetto di una regolamentazione discrezionale unilaterale dell'amministrazione, entro ovviamente la cornice vigente, oppure come nel caso della determinazione dell'orario dell'attività didattica in relazione al personale docente nelle scuole di infanzia o al personale dei servizi educativi, fissato nel minimo appunto in 25 ore settimanali. E ancora di più, con una maggiore incisiva ingerenza rispetto appunto alla direttiva dirigenziale, il confronto è oggi essenziale anche al fine di stabilire condizioni e modalità ottimali per l'erogazione del servizio, ivi compreso il numero minimo di bambini per ciascuna sezione. Insomma, questa breve rassegna, che è molto sintetica per ragioni di tempo che ho provato a fare, dimostra che si sta inverando una torsione semantica della partecipazione sindacale di ultima generazione, da strumento di infiltrazione dell'interesse collettivo nella gestione del personale alle dipendenze delle amministrazioni, a strumento invece di corresponsabilità nella programmazione di obiettivi generali sottesi all'organizzazione dell'attività, a mio avviso. Questo credo che sia uno degli spunti di maggiore innovatività che possiamo trarre appunto dagli strumenti partecipativi come strumento di organizzazione all'interno di una pubblica amministrazione. Ma un'ulteriore piccola novità la rinveniamo a maggior ragione anche nell'ultima tornata contrattuale. Ritorno sempre al contestato CCNL comparto funzioni centrali, perché in una norma, come è noto, si è stabilito che diventa un oggetto di confronto
tutte le materie individuate quali oggetto di confronto all'interno dell'OPI. Questo rinvio, che era presente in altri contratti di altri comparti, può costituire, a mio avviso, una strada sia per allargare le maglie del confronto relativamente ad aspetti inediti di istituti rientranti nelle competenze della contrattazione collettiva, e quindi in questo però favorire una sovrapposizione eventualmente con le materie del contratto collettivo, oppure può anche però servire per spingere la dinamica partecipativa nel cuore delle prerogative datoriali con riguardo ai profili più intensi di micro e perché no di macro organizzazione, visto che, come sappiamo, la competenza dell'OPI è in linea teorica molto ampia, essendo la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte, collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro, del benessere organizzativo, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva. Quindi il confronto in funzione di quella sede paritetica che era l'OPI chiaramente aprirà di nuovo le porte per una maggiore disponibilità partecipativa su materie tipiche organizzative. E tutto questo quindi mi porta a fare negli ultimi minuti che mi restano qualche considerazione appunto sui nuovi organismi paritetici per l'innovazione che, come sappiamo tutti, non hanno avuto granché successo al momento all'interno del sistema del lavoro pubblico in Italia. Gli OPI, come già è stato rilevato da più parti, sono finalizzati al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni con riguardo a tutto ciò che ha una dimensione macro progettuale, complessa, sperimentale e di carattere soprattutto organizzativo. Questo per espressa indicazioni delle stesse parti collettive. Ebbene, l'introduzione dell'OPI però è stata fin da subito considerata non particolarmente significativa, perché si è detto, lo stesso professore Boscati in molti suoi scritti lo ha sostenuto, che la pareticità è già nota nel panorama delle relazioni sindacali nel pubblico impiego, a partire dagli stessi comitati unici di garanzia o prima ancora dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. E questo è vero perché lo scetticismo è collegato tendenzialmente al timore di una duplicazione di funzioni rispetto ai comitati unici di garanzia. Nelle analisi addirittura più recenti, pensi ad uno scritto particolarmente del professore Ales, dove si identifica la maggiore criticità nella sostanziale alternatività tra i due organismi, considerati sostanzialmente in concorrenza, tanto da far sostenere l'abrogazione delle disposizioni legislative istitutive dei comitati unici di garanzia da parte delle norme collettive. E in effetti queste conclusioni non sembrano infondate se si esaminano e si confrontano le materie di cui si dovrebbe occupare l'OPI e le materie di cui si occupano i comitati unici di garanzia. Tuttavia, a mio avviso, se si prendono in considerazione altri profili, non quindi solo le materie, ma prendiamo in considerazione altri profili, può concludersi che i due organismi non sono in concorrenza, a mio avviso, ma semmai sono concorrenti. E provo a spiegare il perché. Il presupposto dell'azione e dell'operatività dell'OPI è opposto o differente rispetto ai meccanismi partecipativi dell'informazione e confronto e dello stesso metodo negoziale. Sia nell'informazione sia nel confronto l'elaborazione della soluzione è unilaterale, soluzione che poi nell'iter della contrattazione integrativa aspira ad essere composta appunto in un'opzione concertata, quindi in un contratto a valle, però di una soluzione che è stata già a monte unilateralmente adottata dall'amministrazione. Ma se anche vediamo appunto la funzione del confronto o i pareri del CUG, ad esempio in materia di organizzazione, ebbene, le proposte in questi casi sono unilateralmente predisposte dalle parti e la composizione è solo eventuale laddove l'amministrazione decida poi di tenere in conto la prospettiva sindacale o quella del CUG. Nell'ambito dell'OPI invece il meccanismo dovrebbe essere attivato a monte, quindi non a valle, ossia sulla base di una proposta elaborata congiuntamente dalle parti nel seno dell'organismo,
quindi frutto di una condivisione, ecco, del problema e della relativa soluzione fin dall'inizio dell'individuazione del problema e della relativa programmazione della soluzione. Io credo che, nonostante i comprensibilissimi dubbi, questi organismi hanno, a mio avviso, una funzione procedurale e teleologica assai diversa rispetto al confronto e rispetto alla contrattazione integrativa e anche rispetto alle funzioni del CUG. Sul piano teleologico, infatti, la loro funzione mi sembra differente dal confronto e dai pareri dal CUG, in cui il coinvolgimento si verifica all'esito di una decisione dell'ente che però è già stata assunta, ma anche rispetto alla contrattazione l'obiettivo è quello di giungere a una proposta originariamente divergente, ma che poi trova una soluzione al termine della negoziazione. Nell'OPI, almeno sulla carta, viene valorizzata la funzione propositiva autonoma, potendo appunto l'organismo trasmettere delle proprie proposte progettuali, esaurita ovviamente la fase poi l'analisi di fattibilità. L'OPI in definitiva riveste una funzione consulenziale e quindi non meramente consultiva, ma allo stesso tempo con un grado di attinenza ad interessi e profili organizzativi molto più generati, sia rispetto appunto agli obiettivi e ai contenuti della contrattazione, ma anche sia rispetto alla materia, ai pareri in materia organizzativa di cui si occupa il CUG. Quindi la scarsa operatività di questi organismi non è tanto forse dipesa dall'essere percepiti come un duplicato, ma semmai può essere stata causata da meccanismi ecco, dal fatto che il meccanismo di attivazione dell'OPI viene rimesso alla buona volontà dell'amministrazione, da un lato, e dall'altro può essere anche dipesa l'inoperatività dalla sostanziale indifferenza delle associazioni sindacali ad opporsi a questa mancata attivazione. Quindi evidentemente, insomma, le motivazioni sono decisamente più complesse. Pare in definitiva, e vado a concludere, che lo spazio della partecipazione nelle relazioni sindacali pubbliche restituisce uno scenario molto promettente, nonostante la complessità di questi istituti, anche se, come si è detto, gli scenari per il futuro sono tutt'altro che rassicuranti, perché tutto quello che qui ho detto può essere derubricato a mero libro dei sogni se non si tiene in conto la realtà dei fatti che impone di non ignorare il logorante clima in cui si svolgono le relazioni sindacali anche nel settore pubblico, considerante appunto le nuove emergenze e i conseguenti fattori di instabilità che evidentemente portano una certa tensione. È indubbio, e chiudo, che la buona performance degli istituti partecipativi ha bisogno anche di un clima predisposto alla partecipazione e quindi si rafforza la sensazione che l'effettiva e genuina attuazione del coinvolgimento del sindacato e della forza lavoro non può non passare attraverso una riflessione più ampia del coinvolgimento a livello di partecipazione democratica del sindacato rispetto a momenti importanti, anche ritornando ad una stagione di concertazione che possa essere, ovviamente, possa servire anche a stemperare una tensione che altrimenti poi si riversa a catena anche in occasione di diversi rinnovi. È chiaro che queste emergenze che ho frettolosamente illustrato sono all'origine di queste nuove fratture che stanno scuotendo dalle fondamenta il sistema delle relazioni sindacali pubbliche, a partire dai criteri di rappresentatività e di legittimazione alla contrattazione collettiva. Mi riferisco alla più volte richiamata vicenda della mancata stipula dei contratti collettivi di settore, del contratto appunto funzioni centrali e poi sanità, e a tutta la sequenza giudiziaria che appunto ne è venuta, e a maggior ragione quindi quanto ho appena detto rispetto alla necessità di un clima predisposto alla partecipazione, quindi dovrà richiamare l'attenzione su questi profili sui quali non mi soffermerò io, ma come da coordinamento pregevole ricevuto dal nostro ospite, il professore Enrico Bono, saranno più diffusamente trattati appunto dal professore Francesco Di Noia che mi seguirà nella relazione. Grazie a tutti.
Grazie alla professoressa Ferrara per la parola. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi unisco al ringraziamento al professor Riccobono, sono stato molto onorato del suo invito anche per la possibilità di dialogare con la professoressa Ferrara e più in generale ringrazio tutto il comitato scientifico di CLIP e i suoi responsabili, i professori Boscati e Zilli, per la preziosa opportunità di approfondimento e confronto. Inizio con 2 battute. Abbiamo portato fortuna. A pochi giorni dal nostro seminario sono state firmate tutte le ipotesi contrattuali dei comparti mancanti. Diversamente, le cose che avrei detto oggi sarebbero state più pessimistiche. Seconda battuta. Proprio la firma dei 4 contratti di comparto ci fa dire, lo anticipava nella sua introduzione il professor Boscati, che il modello negoziale delle pubbliche amministrazioni è vivo e dimostra la sua validità e funzionalità. Validità e funzionalità che però non sono certo prive di criticità. Bene, al di là delle battute vado dritto al cuore del mio breve intervento, che se volessi sintetizzare lo intitolerei così: dall'oggetto ai soggetti della partecipazione nel settore pubblico, oppure quali soggetti per la partecipazione nel settore pubblico. Nell'ambito di una riflessione sulla partecipazione sindacale ai processi organizzativi delle pubbliche amministrazioni e di fronte all'accrescimento dell'importanza degli istituti negoziali e partecipativi anche negli ultimi rinnovi in termini di materie e modalità, come emerso dalla bellissima panoramica svolta dalla professoressa Ferrara, è opportuno soffermarsi sui soggetti, vale a dire sulle istanze rappresentative dei lavoratori che animano le relazioni sindacali nel settore pubblico. A questo punto con Virgilio potrei dire arma virumque canò, o nel nostro caso più correttamente arma virosque canò, perché a differenza dell'Eneide qui non parliamo delle gesta di un solo uomo, ma di molti uomini e più precisamente di una pluralità di soggetti. Parliamo degli uomini e delle loro battaglie. Come è stato emblematicamente rilevato, mi riferisco al saggio del professor Gargiulo nel fascicolo numero 1 del 2025 di LPA, per uno strano scherzo del destino, mentre la convergenza tra lavoro privato e lavoro pubblico viene periodicamente messa in discussione con riferimento ai profili del rapporto individuale, di recente c'è stato un avvicinamento tra i 2 settori con riguardo alle dinamiche delle relazioni sindacali, per meglio dire, ai loro aspetti patologici. È indubbio, infatti, che il sistema delle relazioni sindacali nel lavoro pubblico negli ultimi tempi abbia perso quella relativa stabilità che lo ha caratterizzato per 3 decenni, riproducendo e anzi esasperando alcune dinamiche del settore privato. È noto del resto come nelle relazioni industriali la coesione tra le forze sindacali sia da tempo solo un ricordo. Nel lavoro pubblico, tuttavia, per molti anni, e pur tra distinzioni di linea politico-sindacale, almeno le grandi centrali confederali hanno viaggiato vieppiù compatte. L'ultima tornata contrattuale ha però fatto emergere le distanze sul piano tecnico e di merito, su quello metodologico e su quello politico rispetto all'azione del governo pro tempore. Quindi, in una riflessione sul ruolo delle relazioni sindacali e sulla loro capacità di incidere sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, una delle novità più rilevanti è quella della firma separata di tutti i CCNL di comparto. Funzioni centrali, funzioni locali, istruzione e ricerca, sanità. Come già detto, sul piano politico
la rottura tra le tre confederazioni storiche è sicuramente un dato emerso da tempo, anche se nel settore pubblico non si verificava da anni, pur con qualche recente eccezione. Il riferimento, come è noto, è al contratto collettivo Istruzione e Ricerca 2019-2021, non firmato dalla UIL, che ha dato l'abbrivio a una vicenda giudiziaria a cui faceva cenno il professor Boscati e su cui ritorneremo tra breve. Per quanto le avvisaglie di una rottura tra i sindacati confederali, CGIL e alcune volte UIL da una parte e CISL dall'altra abbia radici antiche, data la diversità di approccio politico, potremmo dire, delle confederazioni, sia in ambito privato che in quello pubblico, la ragione della mancata firma da parte della CGIL e nel caso della sanità anche della UIL e in quello delle funzioni centrali anche di USB e sino al 4 novembre scorso anche della UIL, almeno sul piano politico-sindacale, la mancata firma è ascrivibile alla limitatezza delle risorse economiche stanziate dal governo nelle leggi di bilancio e destinate alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Ad ogni modo, come anticipava il professor Boscati, la rottura tra le tre confederazioni non ha immobilizzato la dinamica negoziale, tutt'altro. Le regole sulla contrattazione nazionale del settore pubblico privatizzato, fondate sulla misurazione della rappresentatività e sul criterio maggioritario per l'approvazione degli accordi, hanno consentito il funzionamento del sistema, come dimostrato dal fatto che la concorrenza tra sigle sindacali nel rispetto delle soglie di legge non ha impedito la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali senza la possibilità di configurare una sorta di potere di veto collegato all'importanza delle organizzazioni sindacali dissenzienti. E questa è la fotografia che emerge dai rinnovi. Negli ultimi giorni mi sono soffermato anche a, come dire, verificare le percentuali con le quali i rinnovi sono stati conclusi, e questa è la fotografia che emerge anche dopo la firma del 4 novembre scorso della UIL in calce al contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali. Questa fotografia delle relazioni sindacali, come è stato notato, ha importanti effetti sul piano giuridico. Nel settore pubblico, infatti, la rottura tra organizzazioni sindacali rappresentative non limita i suoi effetti a una contrattazione separata. Questo in virtù della peculiare disciplina di settore, di fonte legale e contrattuale, che involge in maniera naturale le questioni della rappresentanza al fine del godimento dei diritti sindacali con quelle relative alla legittimazione a trattare ai tavoli della contrattazione decentrata integrativa. Una disciplina anzitutto eteronoma, molto diversa da quella del settore privato, come sottolineava la professoressa Ferrara, prima ancora il professor Boscati. L'articolo 40,3 bis del decreto legislativo 165 del 2001 attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di determinare i soggetti e le procedure di quella integrativa, e tale previsione deve essere letta congiuntamente con l'articolo 42,7 dello stesso decreto 165, che assegna alla rappresentanza unitaria del personale la competenza negoziale a livello decentrato e
stabilisce la possibilità di una sua integrazione con rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto. Possibilità che è stata recepita dall'articolo 5 dell'accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 98, ove si afferma che nella contrattazione collettiva integrativa i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dall'RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. Poi gli stessi contratti collettivi di comparto che ai sensi del citato comma 3 bis dell'articolo 40 del TUPI hanno il governo delle relazioni sindacali all'interno del comparto prevedono da sempre che a livello di contrattazione integrativa vengano ammesse alla trattativa, oltre alla RSU, solo le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale in maniera vincolante anche per tutte le amministrazioni di riferimento. Per questo motivo, chi non firma il CCNL viene estromesso dalle relazioni sindacali e dalla contrattazione integrativa. Si tratta, in buona sostanza, dell'applicazione delle regole eteronome ed autonome da cui deriva un sistema di contrattazione collettiva a doppio livello come nel settore privato, ma con meccanismi di raccordo legale e contrattuale molto diversi da quello privato. Quali sono le motivazioni che hanno condotto prima il legislatore e successivamente la contrattazione collettiva nazionale ad adottare questa impostazione? L'opinione diffusa in dottrina è che tale differenziazione con il settore privato sia da ricercare nelle peculiarità che caratterizzano l'assetto e il funzionamento della contrattazione del pubblico impiego, differenti rispetto a quelle del settore privato, e due, nel diverso ruolo che il contratto collettivo è chiamato a esercitare nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo al primo aspetto, quindi nel pubblico impiego, è necessario mantenere un forte raccordo oggettivo e soggettivo tra primo e secondo livello di contrattazione. Infatti i contratti collettivi si svolgono sulle materie nei limiti individuati da parte dei contratti collettivi nazionali, anche e soprattutto per quanto riguarda gli istituti che comportano impegni di spesa. È dunque funzionale a questo raccordo oggettivo assistito, come è noto, da nullità con effetto reale in caso di deroga del CCNL da parte dell'integrativo, il raccordo soggettivo voluto da legge e autonomia collettiva, che prevedono che al tavolo del contratto integrativo vi sia la presenza degli stessi soggetti che hanno determinato le regole al primo livello negoziale. Di fronte a questo scenario, quali sono le possibili soluzioni? Una soluzione applicabile dinanzi a una contingenza di fatto inedita, la firma separata di tutti i contratti collettivi di comparto, ipotesi non prevista al momento della messa a punto delle regole. Quindi una soluzione che non snaturi il modello delle relazioni sindacali del settore pubblico, come è stato da più parti proposto, penso al professor Maurizio Ricci, al professor Gargiulo, Bavaro, Ferrara, al professor Mainardi, potrebbe essere rinvenuta nella lettura costituzionale dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto collettivo quale chiave di accesso al forziere dei diritti sindacali. E qui condivido le perplessità del professor Boscati, perché il principio della partecipazione alla trattativa, affermato appunto quale requisito cardine di accesso ai diritti
di rappresentanza e alle prerogative della contrattazione collettiva a livello aziendale da parte della Corte Costituzionale, il riferimento ovviamente è alla sentenza 231 del 2013, può essere senz'altro sostenuto in un sistema di sostanziale autonomia regolata tra livelli di contrattazione, è il caso del settore privato, ma è più complicato da sostenere in un sistema come quello del pubblico impiego, così fortemente articolato tra primo e secondo livello di contrattazione, funzionale anche alla realizzazione di interessi altri rispetto alle parti, almeno nella misura della sostenibilità finanziaria del prodotto negoziato. Alla luce quindi di queste non secondarie peculiarità dei due sistemi, una soluzione potrebbe venire a livello negoziale. Le parti, soprattutto sul versante sindacale, preso atto di questo nuovo assetto delle relazioni sindacali nel settore pubblico, potrebbero rimettere mano alla parte obbligatoria dei contratti collettivi di comparto, prevedendo che alla contrattazione integrativa siano ammesse anche le organizzazioni sindacali rappresentative, ma che poi abbiano deciso di non firmare il contratto collettivo nazionale di lavoro. Ipotesi ardita, molto più pragmatica, l'ho letta tra le righe della introduzione del professor Boscati, è un'altra soluzione praticabile sempre a livello negoziale, una soluzione praticabile potremmo dire a scopo difensivo anche dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, ed è quella della firma per adesione del contratto. Una soluzione, e mi sembra questo il caso della firma di qualche giorno fa, del 4 novembre, della UIL in calce al CCNL funzioni centrali, improntata al pragmatismo, anche in ragione della particolare disciplina dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi nel settore pubblico. Mi spiego. Una volta superata, una volta raggiunta la soglia del 50% più 1, le organizzazioni sindacali nel settore pubblico, a differenza del sistema privato, non hanno alcuna possibilità di incidere sulla tenuta dell'accordo, in quanto l'articolo 45 del TUPI impone alle amministrazioni di applicare il contratto a tutti i dipendenti. Per le organizzazioni sindacali dissenzienti, quindi, una volta raggiunto il quorum deliberativo, non firmare, anche solo per adesione, significa, almeno con le regole attuali, perdere il diritto di sedersi al tavolo della contrattazione integrativa. Quindi non fosse altro che una soluzione proprio di pragmatismo, consiglierebbe la firma almeno per adesione. Qualcuno potrebbe dire però il vulnus di rappresentanza nell'ambito della contrattazione integrativa può essere recuperato grazie alla presenza delle organizzazioni dissenzienti all'interno dell'RSU. Tuttavia, proprio qui, e cioè sulla dinamica interna alla RSU, come è stato opportunamente sottolineato dalla dottrina, va fatta un'importante precisazione con riferimento a quei comparti in cui la contrattazione integrativa di ciascuna sede ha un oggetto molto limitato e per converso esiste un'attività negoziale integrativa dell'amministrazione che si svolge comunque a un livello nazionale senza la presenza di una rappresentanza elettiva dei lavoratori. Pensiamo al comparto funzioni centrali o a quello istruzione e ricerca per il settore della scuola. In queste realtà la carenza della RSU quale attrice protagonista della negoziazione integrativa esaspera le distorsioni della situazione che abbiamo descritto poc'anzi. La mancanza di una rappresentanza elettiva non consente cioè di colmare
nel secondo livello l'assenza del sindacato che sia stato dissenziente rispetto al contratto collettivo nazionale. E qual è la conseguenza? Che per un elevato numero di lavoratori pubblici il mancato rinnovo determina l'impossibilità per le organizzazioni alle quali aderiscono di stipulare il contratto collettivo decentrato. Ed è per questo che l'attuale assetto legislativo sulla contrattazione collettiva corre il serio rischio di franare o di favorire un maggiore contenzioso, ovvero, qualora il legislatore volesse approfittare di questa situazione di debolezza sistemica, di attribuire unilateralmente le scelte in capo al datore di lavoro in misura maggiore rispetto al passato. Il potere sostitutivo unilaterale. Passiamo agli istituti della partecipazione. Anche in questo caso, come si diceva de iure condito, si pone il problema della esclusione dei sindacati che non hanno sottoscritto il contratto collettivo di comparto dal riconoscimento dei diritti di informazione e partecipazione. E su tale questione, come è noto, si è espresso il Tribunale di Roma. La sentenza a cui faceva riferimento il professor Boscati, quella del gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso della Will Scuola non firmataria del CCNL 2019-2021, avverso l'esclusione anche dall'esercizio dei diritti di informazione, oltre che dalla contrattazione di secondo livello, in ragione delle norme sopra rammentate, ha censurato l'esclusione dell'organizzazione sindacale dissenziente. Del resto, nell'articolo 9 del decreto legislativo 165 del 2001 si stabilisce che i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione, ma non si fa alcun riferimento in questo caso ai soggetti titolari di tali istituti, i quali per espressa previsione dell'articolo 42,7 spettano alla RSU, cioè al soggetto di rappresentanza sindacale che meglio di altri garantisce la rappresentatività richiesta nel comma 1 dello stesso articolo. Di conseguenza, secondo il Tribunale romano, contrasterebbe con il decreto legislativo 165 del 2001 l'esclusione di alcuni sindacati, pur in possesso del requisito di rappresentatività dall'istituto della partecipazione, anche perché quest'ultima, cito, per diventare contrattazione dovrebbe cambiare non solo la forma ma anche sostanza, cioè riguardare non singole determinazioni ma normazioni generali. Se è vero che informazione e confronto non impattano sugli assetti regolativi e distributivi descritti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma si sostanziano in un coinvolgimento delle sigle rappresentative, quelle ammesse alla trattativa per il contratto collettivo nazionale, a prescindere quindi dalla sottoscrizione, nelle scelte e nella programmazione dell'amministrazione, restando quindi l'amministrazione libera di determinarsi a valle dello svolgimento delle procedure, è vero anche, come è stato sottolineato dal professor Mainardi, che ancora una volta nella contrattazione collettiva si riserva ai soli sottoscrittori la partecipazione alle relazioni sindacali partecipative, riproponendo giuridicamente il vincolo soggettivo previsto per la contrattazione collettiva integrativa, in quanto gli istituti della partecipazione sono funzionali all'intero sistema di relazioni sindacali. Si tratterebbe a tal proposito di introdurre una variante interpretativa delle norme contrattuali di parte obbligatoria, dove la sottoscrizione come requisito di accesso ai diritti viene identificata non tanto nella partecipazione alla trattativa per il contratto nazionale, quanto nella mera titolarità dei diritti sindacali per il superamento della soglia di accesso al 5%.
Qui, a differenza del livello negoziale della contrattazione decentrata, le riflessioni generali della consulta, nella già citata sentenza del 2013, la numero 231, appaiono estensibili, laddove emerge il vulnus all'articolo 39, primo e quarto comma Costituzione, per il contrasto che sul piano negoziale ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione dell'organizzazione sindacale e si traduce in una forma impropria di sanzione del dissenso che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentanti in merito alla scelta di firmare o no un contratto. Infatti, nel caso di specie, la mancata stipulazione del contratto nazionale avrebbe effetti ulteriori nell'attività dei sindacati non firmatari, privandoli di ulteriori diritti, il diritto di informazione e di partecipazione, solo per la loro scelta di non sottoscrivere il contratto collettivo nazionale e determinando un effetto ultroneo rispetto alle previsioni della vigente normativa legale. Il riferimento è sempre all'articolo 9 del TUE. Ecco allora che, almeno per i diritti partecipativi, alla luce di quanto affermato dalla consulta, dovrebbero essere ammessi i sindacati ammessi alle trattative, i sindacati rappresentativi, anche se decidessero di non sottoscrivere il contratto collettivo nazionale. Peraltro, riflettevo su questo, si tratta di una soluzione già metabolizzata nelle relazioni sindacali del settore privato a valle di Corte Costituzionale 231 del 2013. Nel testo unico del 10 gennaio 2014, parte terza, paragrafo 5, le parti hanno precisato che ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 300 del 70, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza secondo i criteri concordati nel presente accordo. Sarebbe, a mio avviso, una scelta in linea con la più recente giurisprudenza costituzionale. Se è vero infatti, come sosteneva il professor Boscati, che la recente sentenza 156 del 2025 non si occupa del sistema negoziale pubblico se non per sottolinearne che in esso l'ammissione al tavolo negoziale, a differenza del settore privato, è garantita a tutti coloro che siano in possesso di un certo tasso di rappresentatività, in essa si scorgono importanti principi che nel settore pubblico possono corroborare la tesi dell'ammissione ai diritti partecipativi delle organizzazioni sindacali rappresentative che però decidono di non sottoscrivere il contratto. La Corte, infatti, mi riferisco sempre alla 156 del 2025, richiamando la sentenza 30 del 90, sempre della Corte Costituzionale, sostiene che il criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo. Esso però, precisa la Corte Costituzionale, non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività. Se tale scelta ermeneutica sembra praticabile, come dimostra anche la citata sentenza del Tribunale Capitolino, resta tuttavia aperto il problema per informazione e confronto quando questi due moduli partecipativi siano direttamente funzionali alla contrattazione integrativa, costituendone, nelle previsioni dei contratti collettivi nazionali, una sorta di momento prodromico, preparatorio, istruttorio rispetto alla contrattazione integrativa. Questo sembra tanto più vero allorché si consideri, come diceva in maniera molto puntuale la professoressa Ferrara, che
parziale novità delle ultime tornate contrattuali, anche di quella 2022-2024, è stata l'apertura di un più ampio spazio a favore della partecipazione sindacale, diversa dalla negoziazione sulle determinazioni organizzative. Cito anch'io il caso degli organismi paritetici per l'innovazione, a cui prendono parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale e non le RSU. Si comprende tuttavia come questa scissione per materie, quindi operare un discrimen tra le materie organizzative trattabili in sede di partecipazione da tutti i sindacati rappresentativi e quelle dirette a preparare, quelle prodromiche alla contrattazione integrativa riservate ai soli soggetti sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali, presenta non poche difficoltà. Anzitutto, come è stato rilevato, i contratti nazionali prescindono da questa suddivisione e anzi, per quanto riguarda gli organismi paritetici per l'innovazione, il livello più alto della partecipazione è riservato ai soli soggetti sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale e non alle rappresentanze sindacali unitarie. Ragione per cui si dovrebbe provvedere ad una correzione dei testi negoziali nel senso della estensione soggettiva delle procedure, ma solo con riguardo agli ambiti non direttamente connessi alla contrattazione integrativa. Un po' farraginosa come operazione. Concludo. Anche se la situazione di crisi che abbiamo tratteggiato dovesse rientrare, resta per il futuro da chiedersi se possa ancora parlarsi di convergenza dei modelli e dei rapporti sindacali fra settore privato e settore pubblico. La recente tornata contrattuale dimostra, se non per gli aspetti patologici a cui abbiamo detto in premessa, dimostra lo scollamento delle relazioni sindacali pubbliche con quelle del settore privato. Del resto, tra i due settori occorrono importanti differenze che provengono dai vincoli di spesa e finanziari di derivazione anche costituzionale, che inevitabilmente costringono le relazioni sindacali e potremmo dire modellano il conflitto tra le parti. La stessa parte pubblica presenta indubbie difficoltà nella gestione dei modelli sindacali di amministrazione, assumendo unilateralmente la responsabilità degli esiti negoziali in caso di indebito e subendo non pochi condizionamenti più o meno sensibili da parte dei vertici politici degli enti. Occorre quindi che il sistema sindacale delle amministrazioni pubbliche, a partire dai suoi principali attori, assuma la consapevolezza di una diversità di approccio ai temi e agli istituti del diritto sindacale in questo settore, dove la posizione di regole nei limiti dei principi costituzionali, anzitutto dell'articolo 39, primo comma della Costituzione, è funzionale alla composizione di una serie di interessi più ampia di quella praticata nel settore privato. Del resto, l'ormai lunga prassi applicativa ha dimostrato che la riforma del lavoro pubblico sia, per mutuare le parole del professor Bellavista, un cantiere aperto su cui influiscono le modalità con cui le pubbliche amministrazioni hanno recepito le molteplici novità legislative varate nel corso degli anni. La continua riscrittura delle regole del testo unico, i periodici interventi tampone
dovrebbero indurre a non attribuire virtù taumaturgiche alla legge. Infatti, qualsiasi riforma legislativa nel lavoro pubblico, come di recente ha scritto il professor Maurizio Ricci, non può non partire da un presupposto: le cause e le responsabilità di un parziale insuccesso di un intervento regolativo riguardano una pluralità di fattori, coinvolgendo assetti istituzionali, soggetti politici, apparati burocratici, modelli organizzativi, stili di leadership e di gestione delle risorse umane e soggetti negoziali. A fronte della progressiva stratificazione di fonti legali sul lavoro pubblico, non sempre coordinate tra loro, il rischio è che il successo delle revisioni legislative non sia determinato né dalla politica né dal mercato né tantomeno dai sindacati, ma dalla magistratura contabile e ordinaria. E tale ipotesi oggi acquista ulteriormente credito alla luce dei rinnovi dei contratti collettivi di comparto, il cui esito complessivo restituisce una forte sofferenza del sistema di relazioni sindacali, così come si è evoluto pur tra molteplici difficoltà e incoerenze, con una radicale divaricazione tra realtà fattuale e l'ordinamento intersindacale legificato nel settore pubblico. Oggi il pericolo di implosione è reale, e non solo per la limitatezza delle risorse economiche stanziate nelle ultime leggi di bilancio, ma anche e soprattutto per effetto delle ormai antitetiche strategie delle tre storiche confederazioni, che fanno venir meno l'unitarietà di azione su cui si reggeva il sistema di relazioni sindacali. Se il rischio si concretizzasse realmente, questo, come pure è stato paventato, potrebbe portare al tramonto del metodo contrattuale o a un suo ridimensionamento nella regolazione delle relazioni sindacali e dei rapporti di impiego dei lavoratori pubblici. L'auspicio, pertanto, e chiudo davvero, è quello che i sindacati confederali ritrovino le ragioni dell'unità, si badi non dell'unanimismo, unità sulle regole in una dinamica inclusiva e non escludente, nell'ambito della quale tutte possano contribuire a quelle sfide che la nostra pubblica amministrazione, ma potremmo dire tutto il sistema paese, non può mancare. Grazie. Io passerei a questo punto la parola al professor Boscati, se non ha necessità di intervenire anche il professor Riccobono, per le conclusioni. Grazie. Grazie davvero. Inizio io, poi magari lascio al professor Riccobono. Beh, io pensavo che fosse stato un pomeriggio intenso, e è stato molto intenso, partendo in maniera molto sintetica dal ricordo che Alessandro Riccobono ha fatto del tema programmazione del fabbisogno, passaggio dalle teste ai soldi, semplifico, per passare al tema delle mansioni. Il tema, voglio dire, non è un tema vecchio, inopportuno, è importante perché lì si gioca la vera flessibilità. Passando per Dolores Ferrara, la quale ci ha parlato dell'evoluzione in maniera puntuale e precisa, e soprattutto ci ha lanciato il messaggio, il ricordo del metodo cooperativo. Per chiudere col professore Di Noia, che come dire, ha evidenziato la complessità di un tema che come il fuoco da lontano può scaldare ma da vicino brucia, e quindi con molto garbo, voglio dire, ha offerto anche molteplici soluzioni interpretative. Due parole, forse sono anche tre, oltre a complimentarmi, vuol dire, con tutte e tre le relazioni molto, molto dense di contenuti. Il metodo cooperativo sicuramente è un metodo cooperativo importante. Sotto questo profilo credo che sia l'aspetto centrale. Però forse ricordo a me stesso perché sono stati posti dei limiti alla partecipazione. Sono stati posti dei limiti alla partecipazione per fare in modo che il dirigente facesse il datore di lavoro, per evitare che si potessero negoziare profili
non negoziabili, il che di per sé non è un male assoluto. Tutt'altro, il tema cos'è? Che questo aspetto deve essere legato con un altro aspetto, che in concreto i contratti collettivi nel pubblico sono ultrattivi. Ed essendo ultrattivi, voglio dire, non li posso anche disdettare, ma continua a produrre effetti fino a quando non ho un nuovo contratto. E quindi tutte queste regole sono regole che in qualche misura sono volte a fare in modo che il dirigente eserciti le proprie prerogative e per evitare che, uso un termine un po' brutto e poco elegante, ma che possa rendere l'idea, si possa nascondere dietro al contratto collettivo. Questo, voglio dire, è un aspetto importante, anche perché, voglio dire, se io sottoscrivo poi un contratto non, voglio dire, non dei migliori possibili come dirigente o come amministrazione, arriva una nuova parte pubblica in cui è rappresentata dal professore Rico Bono, il quale invece è molto più capace e più bravo, il primo problema che ha non è quello di gestire, ma di smontare i danni che ho fatto io e quindi non ha le mani libere. Questo vuol dire è un tema secondo me importante e rilevante. E quindi diciamo così, la suggestione, la provocazione, l'ho già scritta, mi permetto di richiamarla, è, beh, possiamo pensare al limite alla contrattazione a termine sui profili organizzativi. Cioè dire che dopo un certo periodo comunque ipso iure decadono le previsioni contrattuali e negoziali sui profili di carattere organizzativo. Una sfida, l'accettiamo o non l'accettiamo? Ci mettiamo in gioco, vuol dire, e vediamo cosa si possa fare e cosa non si possa fare. E con un altro aspetto, partecipazione e contrattazione. Ma io prima ho evocato l'azione unilaterale, ma paradossalmente l'azione unilaterale mi richiede il pregiudizio tranne alcune materie lasciate alla definizione del contratto collettivo nazionale, ovvero il nazionale divide materie per le quali c'è pregiudizio e le altre per le quali non c'è pregiudizio, al fine di agire in via unilaterale. E qua è emblematico perché il non pregiudizio è richiesto per le materie che hanno carattere organizzativo, sulle quali forse sarebbe più opportuno e più ragionevole chiedere un pregiudizio per le logiche che ci siamo appena indicati, perché nell'aspetto economico mi pare che il pregiudizio della negoziazione sia in qualche misura in REIPS. Poi è vero, come ha detto Dolores Ferrara, che i contratti intervengono o possono incidere sui poteri dirigenziali, ma sul perimetro di esercizio, non sul risultato finale. E quindi sotto questo profilo, voglio dire, probabilmente qualche cosa si può fare. Sia Dolores Ferrara sia Francesco Di Noia hanno evocato il ruolo dei giudici. Il ruolo dei giudici dicendo attenzione se i sindacati non sono in grado con la parte pubblica, con l'ARN in primis e poi con la parte pubblica in sede integrativa, interviene il giudice. Beh, questo voglio dire, basta pensare a quello che è successo nel privato nel caso Fiat, nel momento in cui però il sindacato ricorre al giudice vuol dire che in qualche misura alza bandiera bianca e alza bandiera bianca e in qualche misura lascia il ruolo che invece dal punto di vista non avrebbe in qualche modo dovuto lasciare. Se poi abbiamo dei giudici, come il più volte evocato Tribunale di Roma, che al di là del merito della questione, uno può essere d'accordo o non d'accordo, voglio dire, io mi sono espresso in un modo, altri colleghi in un altro modo, però francamente mi riesce difficile capire come si possa disapplicare una previsione contrattuale applicando che cosa? Creando una norma, perché questo ha fatto il giudice di Roma. E voglio dire, francamente, non parliamo di principi costituzionali euro-unitari, neppure invocati, quindi mi pare che questo diritto creativo, insomma, qualche limite lo sconta, poi vedremo in appello cosa succede e cosa non succede. E poi c'è il tema dell'effettività. Allora, sotto questo profilo, vado un po' su quello che ha detto Francesco Di Noia. Allora, credo che il primo punto, secondo me, cioè dobbiamo fare una separazione. Diritti sindacali da una parte, partecipazione contrattuale dall'altra. Dobbiamo fare questo, vuol dire, tracciare questa linea di confine. Perché, vuol dire, per quanto riguarda i diritti sindacali, il problema, adesso poi mi sbaglierò, voglio dire, ma mi pare che non ci sia, perché l'articolo 42, voglio dire, sostituisce il 19, cioè detta già la regola, se sia rappresentativo, firmi o non firmi, voglio dire, i diritti sindacali, hai l'agibilità dei diritti sindacali e hai l'agibilità dei diritti sindacali come RSA, laddove ci sia RSA i dirigenti, mi riferisco in primis, o altrimenti nell'ambito delle RSU. E dopodiché c'è il tema della contrattazione e della partecipazione, dove ricordo anche qui a me stesso, il legislatore parla di ipotesi di contratto sostituito al 51%, non 50 più 1, non oggi, ma in altre occasioni si parla del 50 più 1, 51, che è un pelo di più
del 50+1, ma questo vuol dire che con aspetti, come dire, risicati o numeri risicati assume sicuramente rilievo. Allora, il problema c'è, come ha detto il professore Di Noia, non tanto sul secondo livello, adesso semplifico, mi perdonerà, ma sul primo livello, dove c'è un doppio livello, perché lì effettivamente qualche sindacato rappresentativo può rimanere fuori. Però io qua mi faccio a me una domanda, a me stessa una domanda. Si dice c'è un parere del 39, ma perché c'è un parere del 39? C'è un parere del 39 laddove il legislatore pone una regola e un vincolo. Ma quale legislatore non ha posto regole e vincoli? Il legislatore ha detto, care parti, definite voi le regole. Voglio dire, le parti hanno definito le regole. E dopodiché, voglio dire, se io porto il pallone per fare la partita e a un certo punto non mi piace più il risultato, non è che mi porta a casa il pallone e dico la partita è finita. Ok? Cioè, quelle regole ci sono. Quindi ragioniamo, e in parte l'ha detto, mi pare, come modificare queste regole. Cioè, io il 39 in questo caso, o la violazione del 39, sulla base di un rinvio della legge al contratto collettivo, per quanto riguarda la definizione di questi profili, la terrei fuori. Secondo me, se vogliamo in qualche misura ragionare su un eventuale profilo di illegittimità costituzionale, cioè dove io lavorerei per cercare di dare un'agibilità all'informazione, perché sull'informazione credo che ci debba essere una agibilità. Su cosa dobbiamo intervenire? Sul comma 2 dell'articolo 5, cioè dove fa riferimento, fa rinvio all'informazione e alle altre forme di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi. Allora, laddove c'è rinvio ai contratti collettivi, è un problema dei contratti collettivi, sono i doni sui contratti collettivi. Eventualmente il problema di legittimità costituzionale si pone sulla parte dell'informazione, cioè si dice oggi ovviamente informazione e forme partecipative sono entrambe demandati al contratto collettivo, perché la norma dice ivi previsti, quindi il dato letterale è chiaro, dire che è incostituzionale la parte in cui il 5,2 non ammette in via generalizzata l'informazione. Cioè su quello io in qualche misura troverei forse uno spazio per agire sul piano della illegittimità costituzionale. Su altri profili, francamente, la vedo molto duro, perché in realtà non c'è una sanzione impropria del dissenso, perché è la parte che decide di non firmare, sapendo le conseguenze che ne derivano sulla base di regole che la stessa parte ha definito. Quindi, voglio dire, non c'è una norma di legge che mi dà spazio a una sanzione di dissenso, che poi nei fatti ci possa anche essere, ma dal punto di Stato di diritto, secondo me, questo spazio non lo troviamo. Dopodiché, molto suggestive, poi mi silenzio, è l'idea in cui si dice, ma le parti sono libere di sottoscrivere nei contratti nazionali, a parte obbligatoria, la regola per cui, beh, anche se non firmi questo contratto, comunque hai diritti, perdonatemi, di partecipazione sindacale. Vabbè, in astratto è bellissima, però in concreto, insomma, mi pare un po' difficile che il professor Riccobono, che è buono, gentile, garbato ed elegante, nel momento in cui io non voglio seguire il contratto, mi dice, vai, tu non firmarlo, però stai tranquillo che io comunque ti faccio sedere sul tavolo per le forme di partecipazione, ok? Puoi capire il confine, come ha detto Di Noia, qual è il confine, qual è il confine. Questo è l'altro punto non banale. Ovviamente, voglio dire, cioè, bella come idea, mi pare quantomeno un po' poco praticabile. Dopodiché, la firma per adesione successiva, voglio dire, mi pare che ci possa stare, ci debba stare, del resto la Will, adesso faccio per una volta un nome, l'ha fatto il 4 novembre, come ha ricordato il professore Di Noia, l'ha fatto il 4 novembre, il 27 ottobre non ha firmato per il contratto sanità, ma va bene, saranno le cose, nelle dinamiche, non discutiamo e non facciamo cosa di altro. Ultima cosa, veramente l'ultima, c'è un aspetto. Il legislatore che cosa dice? E l'ha ricordato perfettamente il professore Di Noia, dice a livello integrativo sono competenti le rappresentanze sindacali unitarie o le RSA, dipende che cosa c'è. Poi i contratti possono prevedere che a questi soggetti siano affiancati altri soggetti. L'accordo quadro 98, poi nel 22 ripreso, ha detto a fianco delle RSU inseriamo i territoriali, le stesse parti.
Cioè quelli che siete del 39 hanno accettato queste regole, che gli piacciono, le ha scritte loro, le ha scritte qualcun altro, ok? Ma c'era un altro aspetto, che il legislatore dice anche che possono essere istituiti organismi di coordinamento tra le RSU. Questo aspetto, le parti si sono ben guardate da arrivare a un accordo su questo. Perché se ci fosse un organismo di coordinamento tra le RSU, e la legge la possibilità, beh, questo risolverebbe il problema a livello di contrattazione di primo livello, dove ci sono 2 livelli. E quindi se io dovessi dire perché comunque tu non devi avere agibilità, su questo aspetto come dire, mi soffermerei e mi fermerei. Ma perché i sindacati hanno detto a un certo punto, nell'accordo, a un certo punto, già dall'inizio, affianchiamo le RSU alle RSU affiancamenti territoriali? Perché il sistema negoziale è verticistico. E se è verticistico per il contratto integrativo verso nazionale e anche per il fondo di partecipazione. Perché vogliono evitare che le RSU facciano una politica sindacale diversa da quella che può essere una politica territoriale. Giusto, sbagliato. È una scelta che hanno fatto le stesse parti. Perché questo è il dato di fondo. E allora, francamente, insomma, mi pare che quello che in qualche misura dovrebbe concretizzarsi è questo auspicio verso quella che è una condivisione dei contenuti per quanto possibile, perché poi, come è stato giustamente detto, credo dalla professoressa Ferrara, adesso mi sono appuntato, o dal professore Di Noi, non mi ricordo, forse no, forse ancora prima da Alessandro Di Cobono, quindi tutti e tre li ho citato, dimostrare la mia incapacità di memoria, cioè i con la borsa non li ha l'ARAN, li ha il governo, ok? E quindi se li ha il governo, io, presidente dell'ARAN, se ho il 52%, lo sottoscrivo l'ipotesi d'accordo, ok? Anche se ho diverse sensibilità, quello che vi pare, ma lo sottoscrivo. E dopodiché il tema non è un tema giuridico, è un tema di altro tipo. E allora sotto questo aspetto, voglio dire, ragioniamo sulle questioni. Ma recuperare quello che si vuole recuperare, che sarebbe buono e giusto, vuol dire mettere sul tappeto 60 miliardi. Quei 60 miliardi, dove li troviamo? Domanda alla quale il signor Riccobono, nella sua eleganza, voglio dire, sicuramente saprà dare risposta anche a questo, perché questo è l'altro elemento. 60 miliardi maturati in un periodo in cui si sono spesi per altre cose, ma voglio dire, non entriamo in speculazioni politiche su questo aspetto. Però voglio dire, c'è il problema vero è questo, e quindi chiudiamo, negoziamo e andiamo avanti per cercare di portare a casa qualcos'altro. Anche perché noi come siamo universitari, abbiamo il nostro trattamento economico legato alla chiusura delle tornate e quindi non vediamo l'ora che sia terminata perché altrimenti non abbiamo l'aumento stipendiale. E quindi chiudo con questa, voglio dire, con questa battuta che è, voglio dire, di campanilismo, voglio dire, corporativo. Va bene, grazie davvero e poi cedo la parola al professore Riccobono, che ringrazio nuovamente per il coordinamento, per l'ottimo coordinamento. No, sono io che ringrazio il professore Boscati che alla fine ovviamente ha fatto un quadro di sintesi rispetto al quale io non posso aggiungere niente non solo per ragioni di tempo, ma soprattutto perché ha affrontato così tanti argomenti e insomma con il suo solito furore in senso positivo, ci dà tanti spunti e tra l'altro sono spunti rispetto ai quali io sono totalmente sintonico. Solo 2 osservazioni. Ci troviamo ovviamente in una fase in cui diciamo, assistiamo a spinte contrapposte, perché ovviamente, come bene diceva la professoressa Ferrara, chiusa la parentesi della legge Brunetta, e ovviamente diciamo, dalla legge Madia in poi abbiamo una forte spinta alla promozione del modello cooperativo, partecipativo, con un coinvolgimento forte delle organizzazioni sindacali, che è un coinvolgimento che diciamo, produce delle forme più intense rispetto al passato, che sono agevolate anche da un assetto normativo che oggi propone dei modelli ibridi, come li ha chiamati bene Dolores. Penso per esempio al fatto che, semplicemente così 2 esempi, all'interno del PIAO noi troviamo vari documenti che ovviamente hanno dei livelli di partecipazione diversi gli uni con gli altri, che necessariamente dall'informazione al confronto eccetera, pensiamo al piano per il lavoro agile che ha un tipo di modello partecipativo, alla programmazione dei fabbisogni che ne ha uno meno intenso eccetera, però è ovvio che se noi
ragioniamo in una prospettiva integrata, qual è quella del sistema di programmazione dei fabbisogni, è chiaro che questi momenti partecipativi tenderanno in qualche maniera a ibridarsi, a fondersi, eccetera, quindi c'è anche un sopravanzamento rispetto a quello che il sistema legale, diciamo, nella sua impostazione più formalistica ci farebbe pensare. Stessa cosa se pensiamo alla programmazione dei fabbisogni pura, lì addirittura c'è un collegamento con la contrattazione collettiva, laddove si mette, diciamo, è lo stesso articolo 6 che ci dice: guardate che la programmazione dei fabbisogni la dovete fare sulla base dei profili professionali definiti dalla contrattazione collettiva, quindi è chiaro che qui, diciamo, il metodo bilaterale in qualche modo incide, può avere un'incidenza indiretta, implicita e in qualche modo chiaramente non con un'incursione appunto diretta sulle scelte addirittura di macro-organizzazione. Ho qualche dubbio e diciamo, rispetto a questo mi convince quello che diceva di più il professore Boscati, che diciamo, si possa spingere fino questo metodo partecipativo fino a rendere in qualche modo, fino a lambire o rendere effettivamente negoziabili le prerogative dirigenziali, perché lì ovviamente insomma la filosofia della privatizzazione, quello che si è cercato di fare in questi anni è cercare di rendere questo management in qualche modo più autonomo rispetto ad una spinta che è naturale, è come diciamo nella natura delle cose, insomma in qualche modo sempre forte verso il tracimare. Dall'altro lato, Francesco Di Noi ovviamente ha tratteggiato un quadro molto attento, molto puntuale sui sistemi di partecipazione, mettendo in evidenza il doppio problema della contrattazione integrativa e dei sistemi di partecipazione, dicendo sì, bene, ora c'è il problema che succede nel momento in cui abbiamo un sindacato non firmatario del contratto collettivo nazionale, sia a livello integrativo sia a livello diciamo dei sistemi di partecipazione sindacale. E ovviamente insomma succede quello che è successo quando non è stato firmato il contratto da parte della UIL, il contratto istruzione e ricerca da parte della UIL. Evidentemente insomma qui torneremo a vedere il gioco delle parti, nel senso che questa volta è un sindacato diverso quello che non ha firmato il contratto collettivo, che è lo stesso sindacato che in qualche modo aveva osteggiato allora nei ricorsi che sono stati affrontati al Tribunale di Roma la mancata partecipazione della UIL. Quindi effettivamente insomma tra le varie situazioni, tra le varie soluzioni che ipotizzava Francesco Di Noia, cioè diamo poi diciamo una soluzione in cui stiamo assieme tutti appassionatamente modificando il sistema, la parte obbligatoria del contratto dei contratti collettivi, ecco, non so fino a che punto diciamo ci sia una disponibilità di questo tipo. Poi personalmente sono convinto che la sentenza del Tribunale di Roma, come ha detto un po' tra le righe il professore Boscati, sia stata costruita un po' su un sofisma per risolvere un problema con un sano spirito di pragmatismo, quindi non sono sicuro che diciamo quello sia la soluzione migliore. Personalmente vedo qualche spunto in più utile da poter ripescare dentro la sentenza 156 del 2025, che detto tra parentesi è una sentenza che probabilmente favorisce molto di più i confederali rispetto a quanto non possa favorire il sindacalismo autonomo, e che anzi probabilmente proprio perché ripristina un meccanismo ascendente, cioè che dall'alto va verso il basso e non un meccanismo aziendale di misurazione della rappresentatività, in qualche modo diciamo, non è detto che possa risolvere il problema da cui è nata. Quindi lì vedrei qualche soluzione in più. Chiudo semplicemente dicendo ci è mancato, ma questo potrebbe essere anche un tema per un prossimo seminario, il problema, cioè di affrontare il problema della partecipazione negli organismi di governance. Cioè abbiamo parlato inizialmente, il professor Boscati ha aperto con la legge sulla partecipazione, che in qualche modo supplisce a quello che è stato definito sempre il grande assente dentro lo Statuto dei lavoratori, cioè le forme di partecipazione. Questa legge oggi interviene, anche se con meccanismi piuttosto blandi, dà delle forme di partecipazione anche dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle imprese. Nel settore pubblico questo non c'è perché questa legge non si applica, ma c'è per esempio nell'università, perché dove nelle università abbiamo personale, come tutti sappiamo, personale tecnico-amministrativo che partecipa agli organi di governance. Peccato che lo vogliono in questo momento togliere, o forse per qualcuno, come diciamo in questo momento le riforme in cantiere dicono. Quindi qualcuno ovviamente piace questa soluzione, qualcuno piace di meno, ma ovviamente siamo tutti nella realpolitik. Quindi mi fermo qui e ringrazio tutti quanti, a partire dal professore Boscati e soprattutto la mia carissima amica Anna Zilli,
e al prossimo seminario ovviamente. Grazie al professor Riccobono. Vedo il professor Boscati già scalpitante che prende appunti per le prossime edizioni. Non gli ripasso la parola per reintervenire sul tema e ringrazio anch'io moltissimo la collega Ferrara e il collega Di Noia, il professor Riccobono ovviamente per la magistrale regia, il professor Boscati per le lunghe e articolate considerazioni. Ci vediamo fra pochi giorni, in realtà, il 2 dicembre da Taranto, un seminario che entra nel vivo con la gestione flessibile dell'orario di lavoro. Grazie a tutte e a tutti e a presto.